partita una denuncia rispetto al gesto di questo ragazzo insomma, che è andato in escandescenza. È avvilente che siamo qui oggi a parlarne. Ovviamente l'anno scorso abbiamo avuto un'aggressione più o meno al giorno alla nostra azienda tra verbali e fisiche, quindi è un gesto purtroppo non raro. Resta ricoverata la guardia giurata che ha riportato un trauma cranico e un trauma al ginocchio dopo l'aggressione subita al pronto soccorso di Dolo da un 19enne di Fiesso d'Artico noto alle forze dell'ordine, che si trovava lì per un trauma cranico con frattura nasale dopo una rissa in un locale. La prima a essere colpita sputi in faccia quella notte è stata però l'infermiera del triage che lo stava medicando. Stessa sorte per un autista del SUEM 118 intervenuto in soccorso della collega. È avvilente, lavoriamo perché il nostro personale ovviamente si prenda cura di tutti e poi questi a volte sono i risultati. Cercheremo ancora di più di lavorare nella prevenzione per quanto ci riguarda, anche se questi casi sono difficilmente intercettabili. Ferma condanna del governatore Stefani che esprime la sua solidarietà definendo questi episodi inaccettabili e aggiunge: abbiamo scelto di intervenire con azioni concrete per sostenere e proteggere chi opera in prima linea, destinando oltre 60 milioni di euro alle indennità per il personale dell'emergenza urgenza, una misura che coinvolgerà circa 3.200 lavoratori del sistema sanitario regionale, riconoscendo la particolare gravosità del lavoro svolto nei pronto soccorso, tra i servizi più esposti a carichi di lavoro elevati e anche al rischio di aggressioni. L'attenzione, evidenzia l'assessore regionale alla sanità, è massima. Dobbiamo pensare a chi cura, chi si prende cura di chi cura e quindi degli operatori, di quelli che avevamo chiamare i professionisti della salute, medici, infermieri, OS, tecnici, amministrativi, che come è accaduto ancora recentemente sono oggetto di aggressione. E quindi dobbiamo riuscire a rendere il cittadino consapevole che siamo tutti parti dello stesso sistema e questo sistema, che è il sistema delle 3C, casa, cura, comunità, ha come mission in Universum Salus la salute per tutti.